Abbiamo atteso di vedere i comportamenti nel ponte dell'8 dicembre e dopo quanto successo anche in montagna abbiamo deciso di intervenire sul fronte assembramenti. Così il presidente Zaia spiega il perché della nuova ordinanza in vigore da sabato. Ribadite le principali misure inserite nei precedenti provvedimenti come l'uso della mascherina, la capienza delle attività commerciali, la perimetrazione dei mercati. Inserite poi due novità. La prima riguarda i bar. Dalle ore 11 nei bar del mattino, dalle ore 11 non si consuma più in piedi e nel bar, dopo aver consumato, sulla mascherina. Altra novità pensata d'intesa con il presidente del Friuli Venezia Giulia Federica riguarda l'orario consigliato agli over 65 per l'accesso nei supermercati. Dalle 10 alle 12, in teoria, se ce la facciamo, la fascia dedicata agli over 65. Ordinanza che arriva in una giornata che registra un nuovo record negativo sul fronte decessi con 148 morti nelle ultime 24 ore. La curva del contagio però mostra una lieve flessione e anche l'RT si sta abbassando in una seconda fase che per il presidente Zaia non ha più senso definire così. Ma le contate ancora le fasi? E l'unica roba da dire è che finché non arriva estate non se ne va via. Speriamo che i picchi in alto siano bassi. Non se ne va il virus. Il virus, da un punto di vista ospedaliero, sanitario, se ne andrà con l'arrivo della bella stagione. Ovviamente il vaccino ci aiuterà. E a proposito di vaccini, nel piano vaccinale nazionale sono previsti 3 blocchi con altrettanti lotti in 3 trimestri. Un primo trimestre gennaio-marzo, dove arriva la prima diciamo, vaccinazione, quella diciamo, più umanamente più importante, che è quella delle RSA, degli over 80 e degli operatori sanitari e di coloro comunque che sono categorie super a rischio. Poi arriva un secondo lotto marzo-giugno, dove si inizia ad andare sulla popolazione diciamo meno a rischio, e poi l'ultima fase giugno-settembre, nella quale si dovrebbe chiudere la vaccinazione di tutti i veneti.